All'Istituto Comprensivo Romolo Honor di San Donà di Piave è iniziata la Settimana della Flessibilità. Si tratta di un progetto sperimentale che con un metodo educativo diverso coinvolge gli oltre 400 studenti iscritti. I ragazzi possono essere coinvolti in attività che loro stessi sentono come parte motivante e attiva del loro percorso di crescita. Per cui andiamo a stimolarli con proposte di scoperta di altre culture, oppure con forme di laboratorio che partono dalla scoperta del libro alla musicalità. Quello che noi vogliamo ottenere è promuovere nei nostri alunni un interesse, un amore per le cose che fanno e far capire che la scuola non è solo stare sopra i libri e ripetere, ma è anche costruire, scambiare e comunicare. Sono ben 14 i laboratori o progetti didattici che coinvolgeranno gli studenti e spaziano dal coding ai giochi matematici, dalle scienze alla musica, dallo sport alla geografia e al territorio, dando spazio anche a progetti specifici come quello sulla Shoah oppure sulle donne e la Costituzione. Questo progetto nasce qualche anno fa proprio perché abbiamo sentito l'esigenza con noi docenti, con i ragazzi, di sperimentare qualcosa di nuovo, un approccio nuovo alla didattica, all'educazione non formale e mettere in pratica quindi quanto anche il Ministero prevede nelle sue indicazioni nazionali. La cosa principale è l'autonomia. Abbiamo chiesto ai ragazzi di muoversi da soli. I ragazzi come stanno vivendo questa esperienza? Si sono incuriositi quando hanno visto la tabella, perché chiaramente abbiamo sconvolto completamente la settimana oraria e di lezione. La parte profonda è quella che riguarda appunto il modo diverso di fare scuola e anche su questo stiamo riscontrando veramente la loro conferma anche che hanno bisogno di vedere lezioni fatte in modo diverso.